e benvenuti nella seconda puntata di questa rubrica Storie di Noto, sempre in compagnia del dottor Belfiore. E oggi Roberto non c'è perché in quadro. Ciao ragazzi, sono in regia. Sta poltrendo in regia. Sto sostituendo Davide in questo momento, quindi sentirete la mia voce ma non mi vedrete. Un bacio, ciao ragazzi. Non ci mancherai. No, ciao ciao. Quindi siamo qui per parlare appunto di quella che è la famosa faida di San Corrado tra Avola e Noto. E quindi, dottore, ci può spiegare come è nata questa faida e il motivo della stessa? Questa è una storia molto divertente, molto complessa. Ovviamente ci occuperemo delle parti non teologiche, soltanto quello che ci hanno tramandato le storie scritte su questo personaggio che ha segnato profondamente la storia di Noto. E non solo, di tutto la Sicilia, almeno di questa parte della Sicilia, dove la devozione nei suoi confronti, come a Pachino, ad Avola, a Rosolini, ma anche a Siracusa, è molto sentita. E che cosa c'ha di strano questa figura ad essere diventata una parte così interessante? Ecco, tutto inizia, non ci crederete, ma con la nascita di questa bandiera. La bandiera storica della Sicilia, forse una delle più antiche bandiere della storia dell'umanità, teoricamente è la quarta bandiera più antica del mondo ancora in uso in una nazione, e cioè i Vespri siciliani. Questa è la bandiera che nel 1282 i siciliani adottano contro la mala signoria, il governo francese, che aveva ereditato in qualche modo per volontà del Papa il regno di Sicilia con la scomparsa dell'imperatore Federico II e dei suoi discendenti, quindi degli Svevi. E quindi che c'entra San Corrado con questa vicenda, diciamo, politica? Bene, ora scopriremo che questa vicenda avrà i suoi risvolti, perché San Corrado, allora Corrado Confalonieri, nobile piacentino o di Calendasco, comunque un comune a dintorni di Calendasco e dintorni di Piacenza, avrà i suoi buoni motivi per venire qua. Fatemi mettere qualche domanda, qualche cosa. Stavo ascoltando. Comunque, innanzitutto inizierei con una domanda banale per noi, però comunque per chi non lo sa. Come si chiama la bandiera? La bandiera parte con i colori della Confederazione, è registrata con atto notarile nel 2 aprile 1282, quindi 3-4 giorni dopo il lunedì di Pasqua dei Vespri, e sono i colori di Palermo e Corleone, il rosso e il giallo, messi così in spaccato, con l'apposizione che pare sia immediatamente successiva della triscele o della trinagria, cioè questo simbolo antichissimo che identificava un simbolo che probabilmente arriva dall'Oriente, però che viene attribuito dai greci alla Sicilia per l'analogia con le tre punte dell'isola, sì. E quindi viene associato questa trinagria alle tre punte della Sicilia. Molte monete riportano questo simbolo, molti mosaici, per secoli questa trinagria viene associata alla Sicilia, e nel Vespro ne diventa parte rappresentativa con la posizione proprio sulla bandiera. Questo è un dettaglio così, ma l'aspetto politico qual è? Esatto. Il fulcro. E soprattutto cosa c'entra San Corrado? Esatto. Noi conosciamo tutti la storia dell'incendio che da gentiluomo rampollo di una famiglia importante dell'aristocrazia piacentina, durante una battuta di caccia dà fuoco per strada selvaggina, scatena un piccolo disastro. Immaginate una comunità che vive dei raccolti, perdere parte di quei raccolti costituisce un dramma per quella comunità. Quindi il neonominato podestà, quindi governatore di Piacenza, che è un Visconti, deve trovare un responsabile e quindi dare un segnale di forza, perché lui è appena stato nominato a Piacenza, quindi deve dimostrare
di meritare quel rango. Deve punire per Deve forza punire qualcuno. il colpevole. E sì. trova lo scemo del villaggio che vaga nelle aree percorse all'incendio e gli viene attribuito la responsabilità di aver dato fuoco a questa cosa. Ma quindi San Corrado è lo scemo del villaggio? No, un poveraccio. Un poveraccio Chi fu viene, incolpato? viene incolpato. Scusate, Ah. mi dissocio. No, tranquillo. No, viene incolpato e allora Corrado con i suoi uomini che erano scappati, diciamo, e si erano nascosti a casa per far passare, diciamo, la vicenda, accorgendosi che questo tizio era destinato a morte certa, una condanna a morte, interviene dicendo, scusate, sono stato io. E in quanto nobile non può essere condannato a morte avendo confessato il reato. Ma questo non lo esime dagli aspetti civili, cioè deve indennizzare il danno con tutto il suo patrimonio, la comunità. Ecco che quello che succede, e in quel momento scatta in lui questa conversione, di cui che non trattiamo perché riguarda un aspetto teologico che non ci... Ma questa sua scelta lo porta a liberarsi del suo patrimonio e ad abbracciare la vita francescana. Siamo nel boom del francescanesimo, siamo nei primi anni del 300, quando a 80 anni dalla morte di Francesco, e quindi l'ideologia francescana è estremamente comune e condivisa in tantissima parte della popolazione. Questo avvicinamento al mondo francescano però gli provoca alcuni problemi politici, perché nel 1317 il Papa, che è un francese, nel frattempo c'è stato la fuga dei papi ad Avignone, Giovanni XXII scomunica il ministro generale dei francescani. Michele da Cesena ha osato nuovamente ribadire il tema cardine del francescanesimo, cioè della povertà di Cristo e dei discepoli. E ovviamente la Chiesa dei tempi non piaceva questa. Questa storia l'aveva sempre mal digerita, Chissà questa perché. storia della povertà non gli è calata mai. Per cui trovano vari metodi, varie formule tra francescani, riformati, per fare in modo che questi non possiedano i conventi, perché i francescani rifiutano il possesso di beni economici, immobili. Quindi c'è tutto un mondo che si incarta, diciamo, in questa vicenda, e i francescani si trovano in una situazione pazzesca, cioè in cui il proprio Papa li ha scomunicati. Addirittura Michele da Cesena scappa sotto la protezione dell'imperatore, perché siamo anche nel momento dello scontro tra le frazioni guelfe e ghibelline, quindi l'imperatore in Germania accoglie Michele da Cesena, i francescani in qualche modo si riorganizzano, ma qualcosa non torna. E allora Corrado che ci viene a fare in Sicilia? Ma quando la famosa frase del quando cala l'acqua no panaro, Quando l'acqua tene il nuovo panaro, quando l'acqua tene è legata ad alcune leggende successive ai racconti. perché lui non era siciliano, quindi lui No, non poteva assolutamente, parlare il siciliano. no. È legata al potenziale rincontro con la moglie. Anche sulla moglie non c'è certezza dell'esistenza di questa Eufrasina Vistarini, altra famiglia aristocratica di parte Questo non lo ghibellina. Come? Eufrosina Vistarini. Eufrosina. Sì, Eufrosina. Era comune all'epoca questo nome. Ah. Tra l'elite, ovviamente. Questa Vistarini che pare sia stata una sua compagna o addirittura moglie, ma non abbiamo certezza sulla nemmeno. Però certamente comunque i Vistarini sono una famiglia importante di quell'area, sono di parte ghibellina e lui è di parte guelfa, quindi anche lì un conflitto nella vicenda potenzialmente familiare. Poi sorvoliamo su questo. Noi abbiamo delle fonti che raccontano crudemente, diciamo, la vicenda di Corrado, che sono un anonimo in gotico minuscolo arrotondato, che è un tipo di carattere che abbiamo qualche amico che sa fare, Padre di qualcuno. Bisogna specificare, non lo possiamo fare vedere, Vai. che il tavolo di salotto siciliano
Esattamente, l'ha fatto questi padre. caratteri veramente Padre. difficili da scrivere e da leggere. Certo. Ho avuto la fortuna di vedere proprio l'originale di questa storia conservata di San Corrado, che è in Curia, e poi sono Antonino Venuto, altri raccontano la vicenda di San Corrado più o meno negli anni successivi alla sua morte. Quindi, dicevamo. E quindi Corrado si trova in una situazione imbarazzante. La moglie o la ex compagna o l'ex moglie, insomma, di parte ghibellina. Il Papa che ce l'ha a morte con i francescani, lui che si è avvicinato al mondo francescano. Lui che è un guelfo. Che è un guelfo, era almeno un guelfo finché era un aristocratico, e deve avviare un percorso che è anche questo abbastanza comune in quel momento, in cui questi francescani erranti, cioè non stabili in un convento, si muovono in una specie di pellegrinaggio continuo tra momenti in cui sono stanziali e momenti in cui si muovono attraverso l'Italia. Lui decide il pellegrinaggio classico, allora le mete erano sempre 3: Gerusalemme, Santiago de Compostela e Roma. Queste sono le tappe fondamentali di un buon cristiano insieme a lui in quel periodo nascono altri santi? Certamente, sono tantissimi. Cioè proprio in quel periodo insieme a lui magari si incontrano, no? Per quel mondo. Poi li incontrerà altri anche dalle nostre parti, quindi questo incontrerà un personaggio pure lui straordinario. Qualche fit, quello ci sarà stato, immagino. E quindi che cosa succede? Perché viene qui? Perché in Sicilia regna Federico III d'Aragona. Federico è un personaggio che ha combattuto clamorosamente contro le pretese dei francesi sostenuti dal Papa, che sta ad Avignone e che è francese, di riprendere possesso della Sicilia dopo il Vespro. La guerra dura non dal 1282 per pochi anni, al 1302 la pace di Caltabellotta, ma che si concluderà nel 1372, quindi per 90 anni saremo in conflitto tra chi vorrebbe il ritorno dei francesi in Sicilia e chi è contrario per rimanere un'isola aragonese. Aragonese. Ancora la Spagna non esiste, nascerà quindi 2 secoli dopo. E quindi che poi a loro volta li chiamiamo aragonesi, ma sono aragonesi di Sicilia. Già Federico ha pure rinnegato suo fratello, che rimane legato alla corona d'Aragona, lo ha di fatto dichiarare decaduto come re di Sicilia, perché aveva fatto un patto con gli Angioini di Napoli di scambiare la Sicilia, e quindi il Parlamento siciliano il Parlamento siciliano dice: no, noi vogliamo tenerci a tuo fratello piccolo, che era stato nominato reggente, Federico, e non ce ne frega niente del resto degli accordi che vi fate voi, per noi sono carta straccia, per noi il discendente legittimo della corona di Sicilia è Federico, punto, e resta Federico. Federico combatterà per i siciliani gridando che sarebbe stato disposto a morire per la Sicilia nella battaglia di Trapani, e quindi limpidamente vive la sua tradizione, la sua storia legatissima alla Sicilia. Acclamato, quindi. Acclamatissimo da tutta l'aristocrazia siciliana. Quindi e questo lo porta a che cosa? Ad essere scomunicato dal Papa. E automaticamente, essendo scomunicato dal Papa, che ha rifiutato e ha rotto il patto che il Papa aveva fatto col fratello Giacomo, dice, è blindato. Cioè i francescani possono venire in Sicilia perché il Papa non ha nessuna influenza sul re di Sicilia, non può perseguitarli, le sue scomuniche, le sue azioni sono irrilevanti. Quindi qui il Papa non aveva potere. Non aveva potere perché il buon Federico, e quindi tutta l'elite del governo della Sicilia d'Aragona, è sotto l'influenza si chiamano fraticelli, sarebbero una specie Quali fraticelli? Di... Quali fraticelli? Sono una elite, Non quelli di Noto. no, I ma frati poveri. sono ovviamente i frati poveri si ispirano a questi,
si ispirano a quel francescanesimo delle origini e quindi è questa la loro, ok. il loro legame. Questi fraticelli sono un'ispirazione di Ramon Llull, che è un filosofo maiorchino di Maiorca, che è stato consigliere spirituale del re Federico III d'Aragona e lo ha portato a questa vicinanza al mondo della povertà, della rinuncia, della questua. Pensate che la moglie di Federico, Eleonora d'Anjou, si fa seppellire col saio francescano. Quindi la loro Ok. è una scelta filosofica profonda di legame a quel mondo. Quindi tutta questa base porta poi alla permanenza dei francescani qui in Quindi da Sicilia. un po' da varie parti d'Europa sanno che in Sicilia parlare di C'è la povertà Pasqua. di Cristo, di questo, di non possesso dei beni, non gli Possono dice niente, farlo possono tranquillamente. Questo è il vero motore che spinge Corrado a intraprendere, a continuare il viaggio, perché lui prima va a Roma, trova una città deserta perché i papi non ci sono. Certo. Quindi il suo pellegrinaggio è abbastanza, diciamo, poco profondo, ecco, dal suo punto di vista. Poi continua a e scendere. continua a scendere. Attraversa, secondo le cronache, la Sicilia da Palermo, probabilmente percorre una delle regge trazzere più importanti, quella che attraversa tutta la Sicilia, che va da Palermo fino a Noto, che è l'ultima città Argomento più che abbiamo lontana, affrontato nell'ultimo nella episodio. penultima puntata, questo sistema di vie pubbliche, e man mano chiede dove fosse la meglio gente di Sicilia e dice che a Palermo gli rispondono all'Uval di Notu. Lui si mette in direzione del Val di Noto, è giunto in Val di Noto, che è il guado del fiume Salso nei pressi di Caltanissetta, superando quindi entrando in Val di Noto chiese, dice, dov'è la meglio gente del Val di Noto, e dice che gli fu risposto che a Noto erano particolarmente affettuosi e gentili, ospitali con i forestieri, e quindi in qualche modo giunge fino a Noto. C'è l'episodio di Palazzolo che viene scacciato, ma non perché i palazzolesi non siano ospitali, ma semplicemente perché, non riconoscendo l'accento, lo prendono per una spia o qualcosa dei francesi. Dei francesi. E quindi parlando lui ovviamente da buon piacentino un dialetto longobardo, tutti di Langobardia, eccetera, quindi quelli non lo riconoscono, pensano che ci sarà un francese, quindi lo scacciano. Giunto a Noto si trova un amico, anzi una serie di amici, viene accolto amabilmente, troverà Giovanni Mineo nell'ospizio e poi raggiungerà... Poi c'è da dire che tuttora ci sono queste figure a Noto di persone che scendono dal nord e si integrano perfettamente a Noto e diventano proprio dei nuticiani a tutti gli effetti, anche se poi sono del nord, simili a San Corrado. Certo, no, questo è un aspetto divertente, quindi Sì. che dimostra questa attitudine che abbiamo avuto da secoli. Cioè, Poi non è normalmente che queste un persone fatto- poi si attivano sempre nel sociale. Io conosco un mio vicino di casa, Ce n'è torinese. tantissimi che sono quelli che noi chiamiamo netini o siciliani per scelta. Cioè noi buona parte ci siamo nati e quindi è stato un destino, diciamo, e ci siamo trovati in questo ruolo. Molti lo scelgono, vedono l'atmosfera, il territorio, ed evidentemente qualcosa di magico intrappola le menti di qualcuno e probabilmente anche di queste figure come nel Medioevo, tra cui una di queste era il mitico San Corrado. Quindi è San probabile Corrado li quello- ha semplicemente preceduti. li ha Però- solo preceduti, ma sono parecchi nella scia di San Corrado che faranno una scelta anche di eremitaggio, di ascesi nella natura. Vive lui in un primo momento nelle celle e lì trova il suo amico Guglielmo Buccheri, un altro personaggio straordinario che era scudiero del re Federico III d'Aragona, cioè amministrava da bambino i cavalli del suo sovrano e lo salva durante una battuta di caccia dall'attacco di un cinghiale e lì pare che gli sia apparsa la Madonna che nella notte quindi lui si è interposto tra il cinghiale e il sovrano ed è stato certamente colpito come un classico in queste battute di caccia con l'arco.
all'arteria femorale, è un posto dove si muore in pochi Cioè, minuti sì. dissanguati, ecco. Lui sopravvive miracolosamente e attribuisce alla vista, cioè gli è apparso il sogno della Madonna, che gli chiede però di rinunciare ai privilegi della corte. Lui è un uomo della corte, come scudiero del re, e quando il re vorrebbe dargli titoli e feudi per avere salvato la vita del re, cioè quindi il massimo tu puoi chiedere quello, lui gli chiede di lasciare la corte e vivere da asceta. E gli chiede solo quelle grotte che sono le celle dietro il crocifisso di Noto Antica. L'abbiamo viste in tanti eventi. E quindi anche lui, un altro personaggio, lui vivranno insieme e poi, a causa, essendo eremiti, se no eremita in suo paese, che eremita è, chiedono di spostarsi e si spostano nella valle dei dei Pizzoni, che sono i 3 cocuzzoli allineati Sì. nella cava di Santa Chiara, tra quel reticolo di cave, Dove su per giù? l'odierna San Corrado, A San Corrado di Fora. L'eremo. San Corrado, l'eremo. fuori le mura. Chiedono di stare al di fuori delle mura, in una valle profonda, la valle oggi detta dei miracoli, proprio per la presenza di queste figure che sono parecchie, perché dopo San Corrado altre figure chiederanno di vivere in quelle grotte. Ci sarà Antonio Etiope, che sarà anche lui Sì, c'è beatificato. anche una lastra. Esattamente, ci sono varie figure ora- che chiedono di ripercorrere quelle tracce. Io direi di tralasciare ovviamente il resto della vita, che è fatta di miracoli, e quindi rischiamo di cadere nel, Noi non ci teologico. nel accordiamo. teologico. Esattamente. Passiamo ora Alla vicenda finale. alla Già vicenda Don Maurizio finale, alla c'è morte, stato. e perché poi San Corrado è stato così conteso fra i paesi. Ecco, anche lì ritorna la politica. Ecco, Anche lì bello. ritorna una profonda divisione tra le fazioni filo-francesi e filo-angioine, che sono dette la fazione latina, e quelle filo-aragonesi, filo sovrano in carica, che è detta catalana. In generale sono le famiglie aristocratiche che sono arrivate dal mondo catalano, e a molte di quelle originali che si sono schierate con gli aragonesi, e quelle che invece sono di origine italiana, che si schierano con i latini, con i francesi. Con i francesi. Ok. E lì succede questo episodio. Alla morte di Corrado, l'essere stato conteso tra le comunità di Avola e quella di Noto è legata semplicemente al fatto che Noto fosse una città fedelissima al Corona d'Aragona, mentre in quel momento Avola, nonostante il signore di Avola fosse un Aragona, ha in quel momento fatto un cambio di partito ed è passato per vendetta contro altri episodi che sono successi, è passato con i latini, e quindi probabilmente hanno cercato di far leva su un sentimento popolare, e questo è un fenomeno non normale, far leva sul sentimento, la devozione popolare, per scatenare un incidente diplomatico e scatenare un conflitto, in cui in quel momento ogni città si contendeva con l'altra, perché Modica era con la fazione catalana, e quindi con la fazione latina, e quindi doveva andare contro l'altra. Sono 90 anni di conflitto continuo senza quartiere, città contro città, feudatario contro feudatario, e in questo quadro probabilmente si spiega quell'episodio in cui poi c'è la parte miracolosa, sempre, che noi sorvoliamo, in Meglio, cui meglio. Però è giusto citare. la È giusto citiamo? Certo, citare. la citiamo. È giusto Perché- citarla anche perché San Corrado, San. Esatto, perché Corrado, nel momento in cui muore, in ginocchio presso il dipinto che probabilmente lui stesso aveva fatto realizzare oggi all'interno della chiesa dell'eremo inferiore, in quell'istante suonano le campane a Noto ad Avola. Lui si recava a fare la questua alternando la visita a Noto e ad Avola per raccogliere il pane da buon francescano, e si confessava perché era un frate, quindi aveva bisogno del confessore, al crocifisso, eccetera, eccetera. E quindi tra le due comunità si sparge immediatamente la notizia che dice: capiscono, è morto questo santuomo, è scomparso. E quindi si precipitano in armi. Bello.
Bello. Perché ci vai in armi tu? Bello. Per andare da un sonno, cioè, già ti sei mangiato la foglia, quindi già sai che te parti con cavalieri, armature, eccetera, eccetera. La cosa già Non stai andando a pregare, insomma. non stai andando a pregare. E quindi la comunità di Noto pare fosse arrivata prima e si era organizzata per trasportare il corpo del santo. Nel frattempo, la descrizione di Antonino Venuto è impressionante. A Lupasso di La Cava un gruppo di armati avolesi si era parato per sbarrare il percorso. Sì. Gli armati a questo punto prendono il controllo della situazione, mettono la cassa al centro e fanno uno schieramento militare, proprio la descrizione è militare, cioè la cassa al centro, i palvisi, gli scudi enormi, quelli da postazione, gli pavesi. Tu non ti porti i pavesi, non è uno scudo che uno scudo leggero, il pavese è uno scudo da battaglia pesante, cioè ingombrante, si usa per ricaricare la balestra dietro, cioè ti dà la protezione, cioè è uno strumento che tradisce che c'era una non è l'armamento proprio ordinario di un nobiluomo o di un militare, cioè uno scudo da scontro. Si capisce che non avevano buone No, intenzioni. non era capito, cioè era organizzato. Quindi schierano i pavesi e a un certo punto succede una turba, lo dice così, quindi partono frecce, dardi, saette, c'è tutta la descrizione delle armi in tutte le storie, ballisti, spadi, lanzi, armi strallate, cioè con i cavi d'acciaio, quindi sicuramente un armamentario completo. Qual è il problema? Robby? Nulla. Diciamo una parola in più. Forse magari Don Pulona non ce n'erano. Non ce n'erano. chiedo scusa. Semplicemente No, mi ha fatto pare che, cioè, da come è descritto pare che si pigliano pure a legnate, ecco, capito? Questo impatto. Però certo. te da panza, tutto c'erano. Però Chi succede ce ne un ha ne miracolo, metta. e questo è l'aspetto miracoloso, che nonostante questo scontro, l'intercessione del santo abbia fatto sì che nessuno fosse rimasto ferito. E dopo un certo tempo di combattimento tutti si ritrovano nelle proprie mani le lance, le armi o addirittura le frecce nelle loro faretre, li turcasi li chiama. Quindi si ritrovano come alla posizione di partenza, cioè come se questo scontro non fosse mai avvenuto. Quindi e lì leggono il miracolo. Io ho un'altra lettura, cioè, un'altra lettura che è un po' più crudele, è più semplice. Sentiamo. È molto probabile che gli armati netini fossero in numero superiore per dimensioni della città, per rango militare della città, e che ci fossero molti più armati da parte netina che da parte avolese. Immaginiamo che in questo il popolo non c'entrasse niente, queste sono Era tutta una questione politica. Esatto, una questione politica, una questione organizzata non c'entrava nulla militarmente, né il santo né il popolo. ma completamente, perché tu non parti con i pavesi, ecco, No, cioè, cioè. per questa operazione. Quindi c'è una strategia militare alle spalle, in cui è probabile che è bastata solo l'aver visto una preponderante forza nemica a far dissuadere dall'uso delle armi. Cioè, quindi lo scontro non sia mai avvenuto, che erano tutti pronti, ma meglio che si fermavano. meglio che stavamo che spade sarbate. In mano opposto. In mano opposto, cretino. In mano opposto, cretino. Esatto, in mano opposto, e hanno capito che era meglio tutti insieme portare, facendo onore al santo. Ancora non era santo. Ancora non era santo, ci vorranno 200 anni, non a caso, per la sua beatificazione, e che tutti insieme, netini e avolesi, scorteranno il corpo alla chiesa del Crocifisso, dove lui era particolarmente devoto, eccetera eccetera, quindi là e poi in cattedrale, cioè in chiesa madre, insomma, e lì va a Noto. Ma è probabile che ci sia stata il peso, perché c'era anche la leggenda che l'urna diventa pesante perché quella sfida tra i vecchi di Noto l'urna diventa pesante, ma in realtà la pesata è stata sulla quantità di armi in gioco. Quelli sono tagliato, cassa adesso, c'è
lasciamo perdere, che non è cosa che risolviamo con le armi. Raccontamone. Stavo per fare una battuta Facciamo- per evitare tagli. Facciamo cose. finta e così finiamo la vicenda. Perché non verrà santificato subito? Ricordiamo che Corrado ha fatto un miracolo nelle mani del vescovo. Gli ha sfornato il pane caldo. Il vescovo di Siracusa vuole verificare la presenza. Angelo, Ma spiega. Ma perché ti guardo e ridi? Voglio... Angelo, no, diciamo le Esprimi. cose. Facciamo nomi e cognomi. Facciamo Esprimi il tuo pensiero in questo momento. Esprimi il tuo Dica. pensiero. Io niente devo dire. Ah, vabbè, no. E quindi ha fatto questo miracolo. Pensante. Tra l'altro il quadro bellissimo è stato nella chiesa di San Giovanni, dopo il miracolo del pane caldo ad Avola, dove era parroco il nostro amico Don Maurizio. Don Maurizio, bravissimo, e lui è The King. Che noi salutiamo. Saluti a Don Maurizio. E quindi non viene beatificato per un motivo semplice: il Papa è sempre quello che odia i siciliani, li ha scomunicati, ci ha mandato l'interdetto. L'interdetto significa che quando arriva Corrado non si possono celebrare battesimi, cresime, matrimoni, funerali, l'estremunzione. In realtà poi Usinno la croce. c'è l'interdetto, perché siccome la scomunica del re non ha sortito praticamente nessun effetto, e allora mandano l'interdetto contro tutti i siciliani, tutta la Sicilia. cioè praticamente sciogliendo i siciliani dall'obbligo di obbedienza al sovrano. Perché se il re è scomunicato, tu sei interdetto, cioè, in realtà anche quello non sortisce alcun effetto, anche perché pare che diciamo il clero siciliano non obbedisca al 100% al Papa. Continuano a fare tutto. Plot twist. L'emblema, l'esempio più tipico è che a una settimana, no, 15 giorni dalla scomunica, Federico si sposa. No, beh, bellissimo. Tanto le benedizioni, quindi ci sono molti episodi Ma particolari. invece, domanda Questo è appunto. che riguarda sempre San Corrado, che sappiamo non essere un santo. Questa è un'altra cosa abbastanza leggendaria. In che senso? Sappiamo Non è che un santo, è un beato. È un beato. Dopo 200 anni in cui questo santo viene comunque venerato a Noto, il vescovo di Siracusa è costretto a dire: un momento, voi state venerando una persona che non è nulla, cioè non ha nessun ruolo nella chiesa, e quindi non può essere. Quindi i dediti sono costretti a frenare un attimo questa vicenda. stiamo parlando di un periodo. Siamo già arrivati al 400, quindi siamo altri 150 anni dopo la morte, ok. anzi quasi 200 anni dopo la morte, che il tema viene riaffrontato della sua non essere niente. Non essere niente. E il vescovo Dalmazio vescovo di Siracusa cerca di venire a capo di questa situazione. Gli appare in sogno dov'è il pacchetto dei documenti per la beatificazione che era andato perduto in questi anni, e quindi lui sa dove andare e riparte il processo di beatificazione, che si conclude nei tempi diciamo normali, che per loro sono una quindicina d'anni, e nel 1515 Corrado viene beatificato. Ma perché non santificato? Qual è la differenza? Quindi sono vari gradi dell'accesso agli altari. Ma da servo tuttora di è Dio. beato Corrado Gonfalò? È beato lui? Allora, in pratica no. In pratica, Quindi non è neanche beato? Oppure... certo che è beato, ok. e è anche santo. Ah. Perché Urbano VIII, altri 100 anni dopo, che è Papa, lo definisce santo. Ah. E quindi se un Papa lo ha chiamato santo, è santo. Cioè, posso dire che ha sbagliato? Quindi... Non ha sbagliato. perché- Sbaglia. Ma, Ma quindi non c'è nelle c'è il dogma carte. dell'infallibilità, quindi se il Papa lo ha chiamato santo, è santo. È santo, va bene. Ma- È muto da stare. È muto da Chiedo stare. scusa, Scusatemi, eh. domanda dalla regia, ma abbiamo visto tutti la santificazione di Papa Giovanni Paolo II, Sì. che è avvenuta prima con il processo di beatificazione, Certo. e dopo con l'ultima fase finale, dove teoricamente esponevano i corpi
Esatto. È successo così per la beatificazione. Quando è arrivata la bolla di beatificazione, dal vescovo di Siracusa ha voluto concedere al vescovo Umana, che era di Noto, il privilegio di dare la notizia a Noto, e quindi il vescovo Umana si è recato a Noto e ha letto la bolla papale, e quindi c'è stata tutta la ricognizione del corpo, c'è tutta l'operazione si è svolta, diciamo, con l'ufficialità del momento, però avete visto come è divertente che a molte che noi raccontiamo come tradizione, leggenda, devozionale, in realtà sono permeate di episodi, di storie politiche tra papato e impero, papato e regno, guelfi, ghibellini, latini, Però catalani. bello vedere come non mi è successo sempre papato. Esatto, la Sicilia... E il motivo c'è. Ma frate, stai parlando di un santo? Come fa a non esserci di mezzo il parlando della papato? politica. Nella politica della storia. Stiamo parlando della politica, Ma quindi il legame con la Sicilia è particolarmente potente e complicato, perché la storia della Sicilia è il Papa si ritiene legittimo feudatario della Sicilia, e quindi è lui che stabilisce chi fa il re di Sicilia. sì, ma E come Signore Supremo della Sicilia è lui che decide chi lo fa. E questo provoca millenni, cioè un millennio di conflitti col papato. Cioè dall'anno in cui la Sicilia diventa regno, nel 1130, con i Normanni, che ottengono però una cosa, l'apostolica legazia. L'apostolica legazia significa che il Papa non nomina i vescovi in Sicilia, ma li nomina il re. Tant'è che la diocesi di Noto, il primo vescovo di Noto, è stato nominato dal re, non dal Papa. Poi iniziano i vescovi nominati perché poi c'è l'unità d'Italia, le cose, quindi crolla tutto questo mondo. tutte storie che potremo affrontare In altre, però spero che abbiamo chiarito qualche curiosità. Miseria, ma siamo attaccati con i fili. Chiedo scusa per questo. Va bene, fuori comunque. onda. No, mi ha pestato il filo per tutto il tempo. Ti voglio bene. Con la ci dobbiamo evolvere, maestro. Come dobbiamo Sono andare? nuovi. Allora, bisogna specificare. è che sono di qualità. No, non sono di qualità. Ci sono costati 10 euro l'uno. Crepi l'avarizia. Però si sentono squisiti. Sentono bene. Squisiti, Magnifico. questo è il Però guardi, termine noi giusto. siamo un po' sfacciati. Se ne volerà i soldi. Finanziamo. Esatto, facciamo due microfonini. Comunque, Salotto lo facciamo. concludiamo. No, così. un'ultima domanda ce l'ho io dalla regia. Vada. Sentiamo. Allora, noi abbiamo alle sue spalle un CD che parla dell'ostensione di San Corrado avvenuta nel 1990. Esatto, appunto, E basta. 90. 90, ok. E delle traslazioni che avvengono ogni 10 anni. Ce n'è stata una speciale che è avvenuta nel 2007 per la riapertura 2006 per la riapertura della cattedrale. Però di norma dovrebbero avvenire ogni 10 anni che portano il corpo. Quindi se ci vuole spiegare meglio, ci vuoi spiegare meglio? Sì, nel 90 avviene perché si è ritenuto, anche se lì non c'è certezza, che la data della nascita sia intorno al 1290. Ok. E per questo nel 1990 correva il 700° anniversario della sua nascita, non siamo certissimi, però si scelse, era l'occasione per fare anche degli studi. Grazie a questa ispezione sul corpo fu affidata all'Università di Pisa, se non sbaglio, lo studio anatomopatologico del fatto che lui avesse delle artriti, che avesse tutta una serie di patologie coerenti con la vita in un ambiente umido, di una grotta, eccetera. Quindi è stato molto interessante questa cosa, quello di cui si alimentava, che mangiava prevalentemente prodotti della terra, verdure spontanee, quindi è stato interessante questo aspetto, oltre a ricostruirne la fisicità. Era mi pare circa 1,67 m, 1,70 m circa, che sembra poco ma era parecchio. Cioè, 1200 era auto quanto è mia, per dire. Cioè. Quindi, per l'epoca era una figura quasi imponente, potremmo dire. 1,67.
1,70 All'epoca tirava mascedate, era bello. Noi siciliani siamo sempre stati un po' piccolettini, la verità, piccoletti, quindi questa figura era parte un po' più alta della media e hanno fatto anche, hanno ricostruito un po' un'ipotesi del suo viso, volto, del suo viso e quindi è stata un'opportunità, è bellissimo quel video, me lo Che ricordo abbiamo vecchio, ero piccolino. che siamo riusciti a portarla in digitale. Perfetto, quindi ottimo. io mentre parlate dell'ostensione io metterò il video che si vede. Ottimo. Attenzione, Perché è alle vostre spalle il video che Assolutamente. che Eccolo non qua. stiamo guardando perché sinceramente Se- parlando esatto. mi fanno l'occhi sulla però sono del materiale di repertorio pazzesco che io ho Ovvio. scoperto da poco. Sì, no, è veramente. Io ero piccolino allora, però me lo ricordo questo episodio. Furono convegni e molti eventi sulla sua storia, per cui un po' di quelle cose che abbiamo raccontato oggi le conosciamo grazie alle attività che furono svolte di ricerca sulla sua figura, a quegli studi relativi a quell'episodio. Nel 2015, invece, anche nel cinquecentenario della beatificazione, altri studi ci hanno dato qualche altra informazione su questa figura e poi ultimamente la venuta a noto di Corrado Occhipinti Confalonieri, discendente diretto dei conti Confalonieri di Piacenza, quindi un ramo laterale della famiglia, quella proprio principale dei nobili, del ramo nobile della famiglia, che è uno storico e scrittore che ha pubblicato un libro proprio sulla vicenda del suo avo. Quindi ulteriore tassello sulla conoscenza, sulla vita di questa figura. Quindi Noi ringraziamo sempre. facciamo concludere a No, Giorgio. però io prima ringrazio voi perché siamo divertiti a raccontare queste E storie. continueremo a Ma non è ancora raccontarle in finito, futuro. Non è ancora finito. No, Continuate, ne facciamo quando lo bene. amo. Ancora Cabber. Ringraziamo comunque il dottore, perché è un dottore. Bruttissima. Ma toccherà pure a Biagio, Era una prima o poi. battuta che si è trasformata. Nicola, ma tu sei un dottore, tu chi sei? Io sono un presidente. uno che- Continua. Allora, comunque ringraziamo Basta, Vincenzo Belfiore, che è un appassionato della storia. Un applauso, io direi. E ringraziamo anche Corrado Confalonieri, che da Piacenza è arrivato fino a Noto. Per farci Grazie, raccontare Corrado. questa storia. Grazie. Mischino quanto ne ha Un visto. bacio ragazzi. Un bacio.